Ciao a tutti, ciao Edoardo, è da un po' che non ci si vede. E allora ho detto, vabbè, proviamo a fare un nuovo video di impasto live, così almeno abbiamo modo di chiacchierare. Se avete qualche domanda, ecco, posso dare una risposta. Allora, devo preparare un impasto per un po' di persone che vengono domani, vengono a trovare per fare il corso di pizza, di Art of Pizza Making, e quindi ho deciso di preparare un impasto utilizzando un chilo di farina. Ciao Marco. Niente, quindi ragazzi, eccoci qua, partiamo proprio da zero, vediamo un po', inquadriamo la zona impasto, ecco qua. Quindi preparerò con voi proprio da zero tutto. Quindi abbiamo bisogno dell'acqua, abbiamo bisogno di 670 grammi d'acqua perché farò un impasto per il metodo combo, quindi l'impasto classico per il forno tradizionale, cioè tradizionale, il forno di casa. Adesso prendo l'acqua, temperatura ambiente o comunque intorno ai 25 gradi. Ci sono, riempio. Ecco qua. Allora, prendiamo il termometro e proviamo a vedere la temperatura. Termometro fondamentale. Vediamo cosa dice. 20 gradi. No, sono un po' pochi. 20 gradi non vanno bene. Dobbiamo stare intorno ai 25 gradi. Allora, aggiungo un po' d'acqua tiepida. Oggi l'acqua è particolarmente fredda, fa molto freddo fuori. Vediamo un po'. Allora, 21, 22, 23, 23, ancora un po'. 24, 25. Perfetto. Oddio, il termometro mi dice 26, ma va benissimo. Ok. C'è un po' di... Buonasera Riccardo. C'è un po' di chiasso, c'è un po' di rumore perché c'è la lavatrice accesa. Ok, allora 27 forse è un po' troppo, però ci stempero dentro un po' il lievito che è fresco, ci può stare. Allora, per prima cosa dobbiamo pesare. Ok, quindi usiamo la bilancia d'ordinanza, prendiamo la planetaria e pesiamo i 670 grammi. Ok, allora vediamo, siamo a mezzo chilo, 657, 684, 85 è troppa, la leviamo. (670), perfetto. Adesso aggiungiamo l'olio, azzeriamo, mettiamo 13 grammi e faccio l'impasto nella planetaria perché è più semplice, almeno all'inizio, quando metto insieme tutti gli ingredienti. Però comunque l'impasto lo finisco a mano, preferisco sempre perché mi rendo conto meglio della consistenza dell'impasto in questo modo. Aggiungiamo lo zucchero, che vi ricordo è importante per l'impasto per il metodo combo. 13 grammi di zucchero, ok, un po' meno, le bustine danno la quantità giusta, ok, e poi andiamo a mettere il lievito. Ok, questo è del lievito che ho tolto da un rinfresco che ho fatto ieri. Vedete molta farina di grano duro, quindi è molto scuro. Andiamo a resettare.
deve essere pronto domani più o meno per le 6, quindi direi 58 grammi. Ok, che dovrebbero servire tipo 0,58 grammi di lievito fresco. Quando invece prendete quello... ciao Giuseppina. Quando prendete invece, usate il lievito madre, dovete moltiplicare per 100 per avere più o meno l'equivalente. Ok, 53, 59, 60 è troppo. Ok, leviamolo un po'. Ok. Perfetto. Ok. Questo magari lo usiamo dopo per fare altro. L'odore è molto pungente. Ok, allora dobbiamo acquistare il forno Rockbox sul... No, non ti sei perso niente, Peppe. Il forno Rockbox lo trovate al sito rockbox.com ed è il sito dei produttori. Lo potete acquistare credo solo dai produttori. Ok, allora usiamo la foglia che servirà a mescolare gli ingredienti. Vediamo un po', così riesco. Vedete? Bisogna amalgamare. Ragazzi, ciao Carlotta. Assolutamente il pizza party quando si hanno più persone sicuramente la soluzione migliore è quella più veloce. Pizza Party a poco prezzo, devi andare al sito Pizza Party e cercare le offerte. Ce ne sono alcuni in offerta, magari quelli più piccoli per celiaci. No, non l'ho ancora fatta la pizza per celiaci. Tra altre cose ho visto che c'è una pizzeria a Londra che la fa incredibilmente uguale alla pizza quella diciamo fatta con grano, ed è incredibile. Devo cercare quella ricetta e provare a farla. Allora adesso recuperiamo la farina. Allora abbiamo bisogno di 1 chilo di farina. Questa è una scodella, non possiamo metterne solo mezzo chilo, ma va bene. Allora usiamo la farina very strong, ma poca, è l'equivalente della Manitoba, e poi useremo della farina strong che è un equivalente di una 240. Ok, prendiamo questo, diciamo che su 1 chilo mettiamo il 10% di forte, di farina forte. I prezzi, ragazzi, i prezzi della... non lo so sinceramente perché cambia, non conosco la loro politica commerciale, però sicuramente ci sono alcuni forni in offerta, specie quelli più piccoli, quelli li trovate spesso in offerta e costano pure meno di 1000 euro, tipo sugli 800. Allora pesiamo la farina. Ok, facciamo una cosa, mettiamone 100 già da ora, così facciamo una grande maglia glutinica. Ok, vedete? 13, non so se leggete, 13,6 grammi di proteine per 100 grammi. Ok, ci siamo. Andiamo, mescoliamo e vi faccio vedere.
Allora, come dicevo all'inizio, sto preparando questo impasto per domani perché ho una delle mie lezioni, ho 5 ospiti e quindi devo preparare un impasto sufficiente a, diciamo, far sì che tutti gli ospiti possano fare almeno una pizza, che io ne possa fare un paio e che ne rimangano alcune in caso di emergenza. Ho aggiunto un po' di farina molto forte per far sì che, diciamo, resista un po' più delle 24 ore e anche in caso di, diciamo, di cucina più calda, perché comunque terremo acceso il forno per un bel po' e quindi servirà ad evitare che si rompano. Allora, ho aggiunto un po' di farina per incominciare a sciogliere, insomma, ad amalgamarlo e creare l'impasto cremoso, ok? E adesso aumento la velocità perché all'inizio deve andare veloce. Vedete, comincia a sfumare, va benissimo. E su un chilo sono stato a Napoli Pizzeria, una notizia veramente eccellente. Questo, sì, sono bravi, sono molto bravi loro. Dicevo, va aggiunto su un chilo di farina, la prima metà va aggiunta tutta all'inizio e dopo poi va aggiunto il sale. Quindi aggiungendo mezzo chilo diventerà cremoso, va bene, perché in quel momento che si crea la maglia glutinica, quindi lo faremo lavorare abbastanza affinché si rinforzi e dopo aggiungiamo il sale che fa da collante e diventerà quindi più forte. Sì, la pizzeria La Notizia è una delle più rinomate a Napoli. Tra altre cose c'è su Instagram trovate dei ragazzi, sono bravissimi, si chiamano i Fratera Pizza e loro fanno recensioni, fanno praticamente un pizza tour a Napoli, ne hanno visitate tipo una cinquantina o un poco meno e fanno delle recensioni, ma molto semplici, foto della pizza, voto. E La Notizia è una di quelle che ha i voti più alti. Loro sono molto bravi e sono abbastanza obiettivi. Ringraziate per scoprire il metodo come sta facendo io soddisfazione ai vari amici. Grazie a te. Edoardo, guarda, ovviamente preferisco fare la pizza nel forno vero, che sia rock box o che sia l'acqua, scusate, wetta facchi. L'acqua era intorno ai 25-26 gradi. Importante tenere quella temperatura, non troppo calda e non troppo fredda. Vi consiglio vivamente di comprare un termometro, costa poco e vi permette di avere la temperatura perfetta. E quindi preferisco il forno vero perché ovviamente dà più soddisfazione. In mancanza di un forno vero, ovviamente il metodo combo funziona bene, per cui ed è quello poi che insegno ai miei ospiti quando mi vengono a trovare, insegno a usare il metodo combo, perché ovviamente mica tutti possono comprarsi dall'oggi al domani un forno vero e quindi mi sembra giusto imparare a fare la pizza col metodo combo e poi una volta che si è abbastanza bravi e ci si riesce a vendere il rene, ecco, già che cornicione più ricotta. Certo Riccardo, l'ho fatta anche ed è molto buono. Trovi la foto proprio su Instagram. La planetaria mi copre, mannaggia. C'ho un casino in cucina perché c'è pure la lavatrice accesa. Mi sentite meglio adesso, ragazzi? Rispondetemi per favore. Vi dicevo, la pizza con il cornicione ripieno l'ho fatta. Sugar, olive oil, yes. Okay, basically the oil in my case, especially for pizza I cook in a regular oven, it's very useful because it adds the brownish color, and in general it's quite acceptable in the original Neapolitan recipe. So I don't know if you can find in Disciplinare, which is our Bible. In general, many pizzerias add some olive oil or soya or sunflower oil to pizza, depending if you wanna
crunchy pizza o more soft pizza. E stavo rispondendo a un amico, credo russo, che mi aveva chiesto dell'olio d'oliva. Stai dicendo che... ok, stavo parlando in inglese. Ok, ragazzi, vi dicevo quindi no, il Dropbox o il Pizza Party ovviamente sono un'ottima soluzione, specie quando avete molte persone a pranzo. O il Pizza Party è il migliore perché essendo più grande ti permette di fare pizze più grandi o ti permette di fare la pizza a metro, quindi voglio dire, stiamo parlando di un altro pianeta. Ancora non riesci a sentirmi? Edoardo? Edoardo? Sentimi, Edoardo! Ma infatti ragazzi, il problema è quello. No, non sto a Londra, Giuseppina, sto a Dublino. Allora, vedete, è rimasto poca farina. Vi mostro l'impasto. Ok. Grazie. Vi dicevo i grammi, lievito fresco per l'impasto da 24 ore tra i 0,57 e i 0,63 grammi, non di più, di lievito fresco. Io adesso sto usando lievito madre e il lievito madre invece devi moltiplicare per 100, quindi deve essere intorno ai 57 grammi o 63 grammi. Io ne ho messi 57. Ok, adesso aggiungo il resto della farina. Il Pizza Party, ragazzi, io col Pizza Party non le brucio perché ovviamente essendoci più spazio si riesce a girare meglio la pizza, a gestirla meglio. È un forno vero. Da un po' mi hanno regalato questa che uso nel Dropbox, quindi non sono costretto a togliere la pizza e a girarla con le mani, ma giro direttamente con la pinza. No, la pizza, l'impasto lo lascio a temperatura ambiente. Questo è un impasto 24 ore temperatura ambiente, non ho bisogno di mettere in frigo, anche perché faccio oggi per domani. Ok, allora sto impastando. Ciao Edoardo, alla prossima. Vedete, adesso sta andando ad una certa velocità e non so se notate le bolle. Questa è una cosa buona. Stiamo aggiungendo ossigeno all'impasto. Nel frattempo, e che bolle ragazzi, nel frattempo pesiamo il sale. Allora, vediamo, usiamo questo, dobbiamo mettere 34 grammi, magari mettiamone un po' di meno, facciamo 32, va? Almeno la pressione non ne risente. Allora, 14, 21, 28, 31 e 7, 32. Perfetto. Nel frattempo lì qua sta andando. Adesso mettiamo il resto della farina. Grazie. Resettiamo. L'idratazione in questo caso è al 67%, perché ho aggiunto 670 grammi di acqua, in realtà un po' di più perché c'è anche l'olio, un 13 grammi di olio, quindi 67 68, 69% per essere proprio precisi. Ok, facciamo 450 di farina forte, e poi un altro pizzico di farina
molto forte tipo Manitoba, giusto un 50 grammi, va. Così ne ho messo 150 su un chilo. Ok, perfetto. Ok, ora prendiamo il sale e lo andiamo ad aggiungere. Andiamo a rallentare. Ok. Come vi dicevo prima, quindi sto tenendo queste lezioni di pizza napoletana, metodo combo nello specifico, grazie ad Airbnb, si chiamano Experience, quindi quando andate sul sito Airbnb .it nel caso italiano, com o IE nel caso irlandese, se cercate Dublino trovate l'esperienza, e se vi trovate a passare a Dublino magari potete pure prenotare, così ci vediamo e facciamo insieme la pizza e poi ce la mangiamo. No, ho preso la temperatura dell'acqua prima e c'è la temperatura della farina, che è a temperatura ambiente, circa 21-22 gradi. Vediamo, 21 gradi, vedi? E quindi 21 questo più 26 prima l'acqua, ci troviamo, siamo intorno ai 25 gradi. Ormai vado spedito, vado a occhio, cioè ormai sono anni che la faccio così. No, allora non sto impastando con il gancio. Hi Jamie. Non sto impastando con il gancio perché in realtà sto aggiungendo gli ingredienti, quindi fino a quando aggiungo gli ingredienti utilizzo la foglia, che è importante per mescolare il tutto, vedete? Ok, in realtà dovremmo andare avanti per circa 6 minuti dopo aver messo il sale, ma va bene, recupero dopo. Ok, aggiungo altra farina, rallento adesso. No, bisogna, vedete, bisogna spolverare. Hi Jamie, yeah, see you next week. I promise your dad to warm up Rockbox too. Promise is a promise. Jamie è il figlio di un amico e verranno settimana prossima al corso di Art of Pizza Making, e quindi ho promesso che accenderemo anche il Rockbox. Generalmente non lo accendo perché in realtà insegno il metodo combo, però c'è stata una richiesta specifica e quindi una promessa è una promessa. Certo Peppe, consiglia, ci mancherebbe altro. Permettiti pure. Ora la planetaria sta al minimo e considerate che su un chilo di farina e 670 d'acqua soffre, perché in realtà non ce la fa sopportare questa quantità. Purtroppo è una planetaria piccola della Kenwood, non è male, però non è nemmeno grande, non è in realtà un'impastatrice vera. Quindi adesso sto aggiungendo il resto della farina con spizza. Devo vederla. In realtà domani con i miei ospiti faremo questo impasto, però lo faremo a mano perché ho soltanto un'impastatrice e non tutti hanno un'impastatrice. Ma adesso Peppe ti faccio vedere. Vabbè, tu dici partire proprio dall'inizio. In realtà mi pare c'è un video, ho fatto un video in cui impasto a mano, cioè in cui parto proprio da zero.
Qua sinceramente se mi metto a impastare a mano poi dopo non posso muovere il cellulare, quindi volevo avere mani libere. Sì, manda. Ragazzi, è rimasta questa farina. This is the remaining flour. Dai, facciamo un riassunto per gli amici che parlano inglese. So, this is a summary for my English speaker friends. Grazie. Tomorrow I have a class here. You know the art of pizza making, which is an experience, an Airbnb experience. I have a every week. So 5 guests are coming here, and that's why I'm making the dough for tomorrow. So it's 1 kilo of flour, 670 grams of water, 13 grams of oil, olive oil, 13 grams of sugar, roughly, 57 grams of sourdough starter, and finally 13 grams of sugar. I forgot salt, 34 grams. So now I finished adding all the ingredients in kneading machine, in the food processor, and so now I'm collecting and I'm using the different element. This is a hook. Adesso userò il gancio per impastarlo. Certo Gazzara, ho provato 72 ore. Ok. 72 ore però in frigo, quindi parte dell'impasto in frigo, cioè rimane in frigo per un bel po' e poi parte invece della lievitazione la fa fuori dal frigo. Ok, allora raccolgo questo. Vedete che l'impastatrice è troppo piccola e quindi l'impasto sale su. Ragazzi, mi dispiace se ci sta casino, sta soffrendo, fa un rumore, mi dispiace se c'è un po' di casino, ma c'è la lavatrice accesa, purtroppo non si può rimandare la lavatrice. Ok, allora raccolgo questa parte. Sì, le faccio. Thank you so much for following. Ok, ora abbiamo questo. Ok, come vi dicevo, il gancio. Ok, mettiamo qua. Velocità minima, ma guardate quanto ce n'è e come soffre. Quindi adesso lo facciamo impastare un po' e poi proseguo a mano e ci divertiamo un po'. Mi lavo le mani così posso riprendere a mano. Ricordate la storia dello straccio umido? Eccolo qua. Prendiamo uno straccio pulito, adesso lo bagno perché lo utilizzeremo per coprire l'impasto per 20 minuti. Straccio umido, lo mettiamo qua, asciugo le mani, levo l'orologio, vediamo la bilancia. Ecco che ho fatto spazio solo con le cose che ci servono.
Vabbè, comunque la lavatrice. Oh oh. Ecco qua, mi avete perso. La lavatrice ha smesso. Finita. Meno male, ragazzi. Purtroppo è andata così, però almeno adesso ci facciamo il resto dell'impasto un po' in silenzio. E pomodorini piennolo no, perché poi trovo quelli sardi, però che mi piacciono molto e li preferisco, sono un po' più dolci. L'impastatrice, ragazzi, non ce la fa, guardate, sta inguaiata qua, ma noi siamo più forti dell'impastatrice e impasteremo a mano. Ok, allora andiamo qua, prendiamo l'impasto dal gancio. Ok, prendiamo questo, la spatolina per raccogliere. Hi Carlos, tutto bene? Ok, dove fai il corso? Sono a Londra, anche se ti do una mano, grazie a Luca, eccetera eccetera. Il corso sì, lo tengo a Dublino. Ok, ragazzi, riguardo i pomodori, gusti su gusti, cioè se devo scegliere tra un finto pomodorino, un finto pomodoro San Marzano e per esempio un pomodoro sardo, che sono sicuro, uso quelli della Casara, sinceramente preferisco 1000 volte quello sardo. Allora, vediamo qual è la posizione migliore. Vedete abbastanza? Ok, vedete abbastanza umido, ok? Ora guardate le mie mani, ok? Cercherò di tenerle più pulite possibile, perché questo alla fine è il trucco, cercare di sporcarsi il meno possibile, perché in questo modo non si rende l'impasto appiccicoso. Se vedete è meglio di 1000 parole. Allora, quando prendete l'impasto, ok? Dovete girarlo, ok? Adesso vedete quasi, ho detto no, 68%, perché 67 più i 13 grammi di olio, paese mio sono 68%. Vedete, non è male, non è male, perché ho usato quella farina, quella molto forte, che assorbe molto molto bene. Vedete? Allora, usiamo i pugni. Ok, ora è importante cominciare a Mutti conosci? Sì, Mutti conosco, non mi piace specie alla passata non mi piace. Allora, dicevo, premo per creare dei buchetti, dei solchi, che poi quando copro serviranno, vabbè, chef, io non sono chef, serviranno poi a inglobare l'ossigeno e a far sì che il lievito faccia il suo lavoro bene. Ora guardate, quando piego l'impasto faccio in modo tale, come quando adesso fate la pasta, come si chiamano, le trofie forse, è quello stesso movimento. In questo modo fate molto molto prima e i risultati sono
perfetti. Allora premete al centro, vedete si spacca in due, e quando la raccogliete in pratica premete in modo tale da far sì che questa parte che sta sotto vada sopra. Non so se è chiaro, guardate. Vediamo se riesco a farlo al contrario. Non ci riesco al contrario perché uso i pollici, no? Ok. Quindi uso i pollici per premere. Esatto. Come dice Riccardo, per far incamerare più aria. Poi dopo vi faccio vedere i pomodori che trovo, che utilizzo. Ok. Ok. Allora, come vedete non è un impasto liscio perché ovviamente necessita di più pieghe, ok? E soprattutto necessita di riposare un pochino, perché è quasi sempre così quando è un impasto molto umido e diciamo prima di farlo riposare. Ok. Ciao Riccardo. Domani a quest'ora faremo questo corso. Non so se faremo una diretta. Niente, poi stavo pensando di fare un videocorso online su una piattaforma di e-learning in inglese, e quindi probabilmente fra un po'. Ciao Riccardo, grazie a te. Fra un po' vedrete un po' di video fatti per questa piattaforma online. Ok, vedete? Allora non è bellissima adesso perché deve riposare, quindi prendiamo lo straccio bagnato, umido, se lo strizzate non esce acqua, quindi è umido ma non tantissimo, tiepido, ok? Lo mettiamo sull'impasto, lo sposto un po' più qui, ok? Deve essere umido perché in questo modo non si secca, ok? E ne sono poi costretto a metterlo, a coprirlo col cellophane, ok? Allora, lo copro, faccio aderire bene, ok? Prendo la famosa sveglia e metto su 20 minuti, ok? Adesso dovete avere la pazienza di aspettare che mi lavo le mani e poi parleremo del pomodoro. Ok, allora eccomi qua di nuovo, stacco e prendiamo un po' i pomodori che trovo qua. Allora adesso vi faccio vedere un po' parte della lezione. Ok, abbiamo questo, poi recupero altri pomodori. Allora vi porto in giro qua in cucina, tutto improvvisato, avete chiesto dei pomodori, ve li faccio vedere. No, nessuna autolisi. Ok, allora ci mettiamo qua e vi faccio vedere i pomodori che si trovano qui a Dublino, ok? Così vi rendete un po' conto. Fatemi spostare le cose che non c'entrano nulla.
sta parte la sto improvvisando, quindi non era preparata. Ok, in ordine di diciamo l'ordine rispetto alla qualità, ok? Allora c'è questo qua, leggete, pizza sauce, non dovete mai prenderlo, questo qua non va bene, anche perché se leggiamo gli ingredienti abbiamo passata, poi olio extravergine d'oliva, zucchero, sale e regolatore di acidità, alias acido citrico, limone e origano. Sta roba qua, veleno. Poi si trova questo, ok? È una marca che va molto di moda, si chiama Roma, fanno pasta, pomodori e ragazzi credono che questa sia una marca italiana, infatti dicono ma non avete Roma in Italia? No, di Roma ce n'è solo una, è la capitale, non abbiamo prodotti Roma. E stando a quanto dice l'etichetta, dice Made in Italy. Sinceramente come qualità è abbastanza così così. Secondo me questi sono pomodori di seconda scelta, non sono di grande qualità. Purtroppo non mi dice dove sono stati prodotti, dice soltanto in Italia. Poi adesso andiamo su una qualità un attimo migliore. Forse alcuni di voi conoscono Tesco, questo. Tesco è una catena di supermercati che sta qui in Irlanda, ma anche in Inghilterra, una catena inglese, e hanno un loro brand di prodotti di qualità. È come, che ne so, Lunes, che ha il brand, quello prodotti, se non mi ricordo più, manco da troppo, sapori d'Italia o sapori, insomma, sto brand particolare che fanno robe un po' più ricercate. Questo brand è il Finest ha mozzarella, formaggi e anche pomodori. E infatti vedete a questi qua cherry tomatoes, che sarebbero i pomodorini, e dice addirittura la provenienza from Puglia. È già una cosa importante, perché sappiamo che sono pomodori pugliesi e non sono altri tipi di pomodori. E pure qua c'è ovviamente il correttore di acidità, magari c'è pure qua, vedete. Non so perché non lavoro come inscatolatore di pomodori, però mi fa un po' impressione quando leggo che nel pomodoro ci sta l'acido citrico, ma magari è un conservante naturale, quindi non c'è da meravigliarsi. E poi c'è questo che vi dicevo, sono pomodori sardi, e lo dice anche qua, la Sardegna nel cuore, e sono abbastanza famosi questi perché sono della Casar. Questi li trovavo anche all'Esselunga, tipo l'etichetta è nera. Sinceramente vi consiglio di provarli almeno una volta, e davvero sono molto molto buoni. E mi ricordo che costavano un po' di più rispetto magari alla Cirio, forse costavano un poco meno di 99 centesimi, tipo un'ottantina di centesimi, però sinceramente sono proprio buoni, li preferisco. E quindi l'errore quando si fa la pizza non parte necessariamente dall'impasto, ma anche dagli ingredienti, perché non ha senso secondo me, mi inquadro, non ha senso secondo me spendere 24, cioè spendere più di 24 ore del proprio tempo per fare un impasto, se poi alla fine bisogna usare del pomodoro che non è buono, pomodoro di scarsa qualità, che facciamo? Soltanto l'impasto non fa la pizza, è tutto un insieme di cose, no? Per esempio mi dicevate Mutti. Onestamente Mutti non è la mia marca preferita. E mi ricordo che quando stavo a Milano prendevo Mutti, ho preso qualche volta, ma prendevo il concentrato della Mutti per rendere un po' più forte il pomodoro. Quando magari utilizzavo il fornetto Ferrari, non volevo che il pomodoro bagnasse troppo l'impasto, ma sinceramente non mi cioè è un mio gusto personale, trovo quel tipo di pomodoro un po' troppo aspro per me.
sapore un po' così. A me piace il pomodoro un po' più dolce, ma ripeto, è un mio gusto personale. Ok ragazzi, andiamo a vedere a che stiamo con l'impasto qui. Manca ancora un bel po', manca ancora un bel po'. E altra cosa importante quando facciamo il pomodoro è quello di non usare il mixer, ad esempio quello a immersione, perché se non usiamo il mixer ad immersione in pratica montiamo il pomodoro. Uno, lo montiamo, e due, andiamo a tritare i semini insieme al pomodoro, e quindi questo significa che il pomodoro diventa rosa, perché i semini sono gialli, il pomodoro è rosso, li mescolati insieme viene fuori quella salsina rosa schiumosa, perché in realtà la state montando. Quindi non usate mai il mixer ad immersione, tipo il mini pimer per capirci. Vi consiglio un passino, dovrei averlo da qualche parte. Sono rari, costano un sacco qua. Vediamo, per capirci, questo secondo me è fondamentale. Bravo Peppe, falli crescere, spediscimeli. Questo è fondamentale per il pomodoro, ragazzi, perché fa uscire davvero la polpa, non vi costringe a comprare le passate. Sapete che la provenienza delle passate è sempre un po' così, diciamo, dubbia. Basta aggiungere un po' d'acqua italiana e diventa italiana. Invece con questo comprate i pomodori pelati, li mettete qui e li passate. E tra altre cose magari qualche semino piccolo passa, ma va bene, perché voglio dire è anche piacevole da vedere. Niente pellicine, niente pezzi. Poi raccogliete la parte che rimane qui, che è il concentrato, lo mettete nel succo e viene un signor pomodoro. Se non avete questo, io consiglio di usare questo. Voi mettete il pomodoro qui, prendete un semplice cucchiaio, una semplice forchetta, mettete i pomodori pelati qui e poi cominciate a schiacciare. Ci vuole più tempo sinceramente, però non avete questo, vi potete comunque arrangiare con questo, funziona bene. Per esempio qua i passini, cioè questo che si chiama food mill come il mulini a vento, oppure schiaccia a mano ovviamente, ma ci metti una vita. E poi quando schiaccia a mano comunque non riesci, secondo me, a ottenere tutto dal pomodoro, perché quella parte che viene utilizzata per il concentrato rimane lì nella polpa, capì? Questo qua in Italia costa niente, qua costa magari un botto. Grazie Roberto. Questo l'ho pagato tipo 36 euro. Stavo svenendo, però sinceramente vale ogni centesimo, perché comunque non mi fa perdere tempo e sono sicuro che il pomodoro viene come desideravo. Quindi una volta che l'ho preso lo mettiamo pure a posto. Allora, poi come ingredienti mozzarella, ragazzi miei, la mozzarella qui purtroppo tocchiamo un tasto dolente. Per la mozzarella bisogna arrangiarsi. Io trovo questa, mi vergogno. 13 euro, mercato di Poggioreale, grandissimo acquisto. Questa è della Lidl. Alla fine ragazzi è un fior di latte, ma va bene, perché voglio dire, alla fine è quello che mi interessa, avere una mozzarella abbastanza neutra. Oppure compro quella di altri supermercati, del Tesco ad esempio. Aspettate che attacco, ecco qua l'alimentatore. Dicevo, quelle del Tesco, del Supervalio, che è un altro supermercato, e sono delle mozzarelle discrete, l'equivalente della Galbani che troveremmo in Italia. Ovviamente il fior di latte di Agerola mi manca, però voglio dire, viene comunque bene quando poi le cose si fanno col cuore, ecco, si può sopperire a certi ingredienti. Poi se comunque avete un buon pomodoro,
Peppe, non mi ricordo, tu dove che stai? Peppe dice che si lamenta si lamenta della farina, ma non so dove sia Peppe. Peppe che ha comprato al mercato di Poggioreale il passino. Nel frattempo che Peppe risponde, in Bolivia, vabbè Peppe. però Peppe, puoi rendere più forte la tua farina utilizzando la farina di soia. So che è una schifezza, ma in realtà c'è chi lo fa. Poi da te penso che faccia pure abbastanza caldo. Hai bisogno di farine forti, quindi fare dei mix non è male. Allora ragazzi, mancano 6 minuti e l'impasto, vedete, già ha una consistenza diversa. Avete domande? Nemmeno quella trovi, porca miseria. Quindi troverai soltanto l'equivalente di una 00, immagino, se ti stai lamentando. No, fortunatamente qua con le farine nemmeno la Manitoba. Ti devi inventare qualcosa. Non lo so. Devi provare a vedere equivalenti 0000 e ultra raffinata. Ragazzi, per chi è live, cioè chi mi sta seguendo live, ci sono domande, avete delle curiosità, così nel frattempo facciamo questa sessione di domande e di risposte. Ok, significa che possiamo andare avanti. Lo so, c'è pare un amico che è pure lui in Sud America, ma adesso non mi ricordo dove. Pizza a portafoglio. Ciao, volevo chiederti, BlaWoff69, vai, spara, cioè metaforicamente. Quando fai video, la pizza a portafoglio? Vabbè, ma dipende, cioè a portafoglio nel forno nel forno quello, o a portafoglio nel forno di casa, cioè alla fine è una pizza più piccola, non c'è nessun segreto particolare. Cambia la pezzatura dell'impasto. L'impasto va fatto lievitare. Allora ragazzi, io questo, quindi faccio lievitare la massa. Raga, voglio dire, raramente ho visto in pizzerie contenitori di legno, devo dire la verità. E poi il contenitore di legno, secondo me, è un contenitore che se non è trattato bene è trattato bene, ma neanche, perché poi alla fine non è che si possono usare smalti o solventi. Non sono un esperto di contenitori in legno, però temo che magari l'impasto, se non pulito bene, poi crei più facilmente muffe. Sinceramente i contenitori di plastica, questi qua per alimenti, che sono abbastanza resistenti, sono più semplici da pulire. Io per esempio qua posso usare tranquillamente del disinfettante, spruzzo e pulisco. Se invece utilizzo del disinfettante su un contenitore di legno, in un contenitore di legno, temo che comunque in qualche modo si assorba. Secondo me, poi magari mi sbaglio, non l'ho mai usato e vi ripeto, non sono un esperto, però così sono abbastanza rodati questi di plastica, ormai tutte le pizzerie li usano. In generale utilizzano i contenitori grandi, cioè le bacinelle, per impastare, quello sì, quello l'ho visto fare, però per poi conservare, ma anche no. Quelli di plastica sono economici e si puliscono bene. La pezza è più alta, non è consigliato di cornicione più... ma mi devo informare, devo dire la verità. Non mi sono mai posto il problema della pizza a portafoglio, ecco, di come fosse l'idratazione. Sicuramente c'è meno attenzione per il cornicione perché è una pizza più piccola e comunque la quantità di impasto è inferiore, per cui devo provare, insomma, sinceramente non credo che sia più del 68%. Allora, dai, scopriamolo. Siamo a quasi 20 minuti, mancano 3-4 minuti, ma non ce ne importa. Vediamo un po' com'è la situazione. Impasto. Ok, allora, grazie. Ultima domanda. L'impasto deve essere messo nel forno elettrico di casa o deve essere più idratato? Tu dici se l'impasto... Un clandestino. Per l'impasto, per la pizza, quella... Aspetta che lavo le mani.
Allora, per l'impasto, per la pizza di casa, certo, fatta nel forno col metodo combo, sì, l'idratazione è abbastanza alta, siamo intorno al 67-68%, 68% aggiungendo l'olio, ok? Allora, sposto adesso l'impasto, vedete com'è già più bello, vedete? Adesso vi faccio vedere, a parte che sto rifacendo la storia dei buchi, ok? Prendo, ok? E copro di niente, ok? È forte che quando uso il lievito madre fatto con la farina, quella integrale che ha la crusca, a volte ci sono dei pezzetti veramente grandi ed evidenti. Ok, allora, c'è qualcuno che ha ritirato un commento. Allora, vedete che faccio? Sto proprio massaggiando, ok? Niente altro che massaggiare. Poi prendo questo, ok? E copro. In questo modo è sicuro di inglobare ossigeno. Massaggio e faccio una piega, ok? Giro. Questo è da 24 ore. Massaggio e copro. Vedete, faccio un'altra piega, piega, piega e poi riprendo a fare quello che ho fatto prima. Vi ricordate? Quando facevo così, ok, facevo così con i pollici, arrotolo. Vedete, in 4 e 4 8 ho fatto, diciamo, il secondo impasto. Prego. Vedete? Ora ditemi voi se sembra una pizza con idratazione, un impasto con idratazione 68%. Vedete? È duro, eh? Ok. Ok. Ora la prendiamo. Vedete come non è durissimo, ma non è neanche molle che si attacca, eh? Ve lo ricordate com'era prima? Ok. Allora, abbastanza liscio, ma non sono ancora soddisfatto, per cui facciamo fare un secondo riposino, ok? Questo in realtà fa parte del mio protocollo che prevede 3 riposi. Il primo di 20 minuti, il secondo di 10 minuti e il terzo di 5 minuti, ok? Per la lievitazione, Tommaso, lo metto in un contenitore di plastica. L'ho mostrato prima, lo rimostro. Questo qua. Ok? Quindi faccio... Il panno è bagnato, è umido. Umido. Acqua tiepida. No, asciutto no, perché sennò si fa la crosta su, non va bene. E 34, 34 gradi, io devi fare con l'acqua con l'acqua dal frigorifero. Ok, time. Ok, now ragazzi, parlo un attimo in inglese. So this dough takes 24 hours for for a complete raising, for a full raising. But now I'm stopping making the dough 3 times, so I let it rest for 3 times. So first time it takes 20 minutes, second time takes 10 minutes, and third time takes just 5 minutes. In this way we're making sure that the dough is well manageable, it's soft, and it's not sticky. This is the reason. And the gluten is well melted,
and we can create something that in Italian we call gluten net, la maglia glutinica, which is the most important part in a dough. Stavo spiegando, ecco, la fase dei 3 riposi, ecco, dell'impasto. So this is 24 hours, that's it. Vi stavo dicendo, non me lo ricordo più. Sì, comunque questo è, come si fa a capire quando è pronta? Come si fa a capire? Si capisce perché in realtà quando si seguono le regole e le quantità giuste, è come lavorare ad un orologio svizzero. È come lavorare ad un orologio svizzero. In pratica, dopo il terzo riposo, diventa davvero difficile lavorarlo. Significa che ci sono pieghe a sufficienza per far sì che sia bello forte. Ora, nel mio metodo tradizionale, io prendo la massa e faccio già i panetti e li lascio riposare. Sì, a contatto perché è umido. Faccio le palline e le metto lì per tutta la durata delle 24 ore. Nel caso invece specifico di queste lezioni che sto facendo, perché comunque verranno delle persone che non hanno mai avuto a che fare con gli impasti, allora che faccio? Faccio lievitare la massa e poi domani mattina, 8 ore prima della lezione, faccio i panetti, che in questo modo qua i panetti rimangono più integri e sono un poco più gestibili per chi non è pratico, altrimenti va benissimo fare le palline prima, 24 ore prima, non fa niente, se siete bravi a gestirli è anche meglio. Cioè, ho notato che il risultato è migliore in termini di colore, in termini proprio di come l'impasto reagisce col calore del forno. Ok, mancano 5 minuti. Per curiosità alziamo il panno, scopriamo, vediamo che sta succedendo. Perché quando metto umido non ha contatto, ho notato che si asciuga. Ok, no, ma un po' dipende da quanto tempo lasci il panno su. In realtà ho visto che utilizzando il panno umido i risultati sono migliori. Allora, Roberto, che quantità? Facciamo un riassunto. Ho usato 670 grammi di acqua, ho usato 13 grammi di olio, ho usato 0,57 grammi di lievito fresco o 57 grammi di lievito madre, ho usato 34, anzi in questo caso ho fatto un po' di meno, 32 grammi di sale e ho usato anche lo zucchero perché questo impasto servirà per il metodo combo, quindi cucinerò questo impasto nel forno di casa, nel forno tradizionale cioè quello di casa. Quindi è un impasto da 1 chilo di farina, ovviamente, quindi significa che è un impasto con un'idratazione tra il 67 e il 68% se consideriamo anche l'olio che ho messo, 24 ore. E quindi domani a quest'ora più o meno i miei ospiti proveranno a cuocere questo bimbo. E vi ricordo che il motivo di questo impasto è che ci sono dei corsi, tengo dei corsi, si chiamano The Art of Pizza Making, quindi insegno turisti o persone che abitano qui a Dublino, insegno a fare la pizza napoletana e a cuocerla nel forno di casa, e soprattutto insegno tutto ciò che c'è dietro, ecco, la cultura della pizza, gli ingredienti, da dove provengono, a che temperatura i panetti, a temperatura ambiente, nel mio caso saranno 22 gradi, infatti il mio lievito, la quantità di lievito che utilizzo è calibrata ovviamente sulla temperatura della mia cucina, ed è quello che dovete fare pure voi. Infatti vi consiglio vivamente di utilizzare quelle applicazioni che trovate sul web, il Calcola Pizza, oppure il Pizza Calc, quindi quello della confraternita della pizza, oppure un altro basato comunque su quei numeri, fatto da altri membri del gruppo. Pub ce ne sono un bel po'. Guarda, se vai a Temple Bar,
ne trovi un po', però ti spennano. Poi ce ne sono alcuni tipici, ma diciamo dove vanno soprattutto gli irlandesi e sono dalle parti del Trinity. Ingredienti, che ingredienti uso o che ingredienti consiglio? Mi sono perso. Un buon condimento per la pizza. Dipende dai gusti, ragazzi. Dipende da dove vivi. Io cerco sempre di utilizzare quelli che sono gli ingredienti del posto. Certo, ovviamente mozzarella e pomodoro, quelli sono condimenti base, sono ingredienti base, non è che li fanno. Oddio, qua fanno una mozzarella di bufala. In Italia, e dipende, per esempio, io adoro quella salsiccia e friarielli. Ecco, la trovo semplicemente divina, quindi si utilizza provola, cioè provola affumicata, mozzarella affumicata, ecco per capirci, i friarielli che sarebbero le cime di rapa. Adesso questa mia affermazione scatenerà l'ira di una serie di napoletani. No, non è vero, è la cima di rapa, è un'erba sacra che cresce solo in Campania. No, fa parte della stessa famiglia, sono cime di rapa. Soltanto che sono raccolte un po' prima, l'una un po' dopo l'altra, quindi siamo là. Ciao Edoardo, bentornato. E poi la salsiccia a punta di coltello, importante, quindi non è la salamella mantovana, non è una salsiccia grassa, è una salsiccia abbastanza, vabbè, le salsicce sono quasi tutte grasse, però questa non è particolarmente grassa. Aspettate che mi si è bloccato. Ecco qua, mi vedete di nuovo. Ok, allora mancano 2 minuti. Ciao, alla prossima. Allora ragazzi, rimettiamo questo qui sul bimbo. Peccato che tu stia andando via, perché adesso stiamo scoprendo il bimbo. Lo raccogliamo. Vedete com'è? Sempre meglio. Adesso è ancora più duro, difficile da schiacciare, quindi noi lo massaggiamo, lo massaggiamo, ok, facciamo questi buchi, poi prendiamo e facciamo una bella piega, ok, lo giriamo, massaggiamo, facciamo i buchi, prendiamo e facciamo un'altra piega, ok. Quando si dice non fa una piega non si riferisce di certo all'impasto. Battuta, scusatemi, ce la facevo, l'ho dovuta fare ancora. Massaggiamo, copriamo. Ad un certo punto sarà difficile fare sti buchi, dovremo soltanto 32 gradi. Faccio le pieghe per renderlo più forte, perché altrimenti sarà una pizza abbastanza debole. Quando poi la andremo a stendere si faranno i buchi, quindi è importante fare le pieghe. E poi le pieghe permettono di andare ad aggiungere anche ossigeno. È come quando fai il pane, no? E tu fai le pieghe e poi ti viene il pane bello pieno di bolle. Quindi lo rendiamo forte e lo rendiamo ossigenato, ok? Vedete che adesso non faccio più i buchetti, ma semplicemente sto facendo le pieghe, prendendolo da qua, portandomelo qua. Faccio una specie di gnoccone, ok, ecco qua. Adesso vedete com'è liscio, vedete, ok. Ora prendiamo cuci direttamente al sole. Aspetta, mo ritorno da te. Allora copriamo per gli ultimi 5 minuti. Ok, ops, incidente, prendiamo la sveglia, facciamo gli ultimi 5 minuti che voleranno, infatti già stava suonando senza motivo, ok, allora 34, quando in realtà ci sono queste temperature, l'unica è lavorare con l'acqua dal frigo, quindi devi lasciare l'acqua in frigo, temperatura bassa, perché tanto man mano che lavori, appena la metti fuori già comincia ad alzare, diciamo la temperatura comincia ad aumentare, quindi ti conviene
prendere l'acqua dal frigo e lavorare con quella. Se lavori con impastatrice devi mettere il ghiaccio attorno all'impastatrice, quindi usare acqua fredda e fare una specie di protezione attorno alla planetaria dove metti del ghiaccio. So che è uno sbattimento, ma in realtà con quelle temperature lì è l'unica cosa sensata da fare, non c'è altro, soprattutto se usi delle farine deboli. E mi pare di capire che le farine boliviane non siano proprio famose per essere così forti. Infatti trovo difficoltà nella stesura e ci credo. In realtà cioè, più che difficoltà c'è un miracolo. La senopedanea fa molto bene. La senopedanea perché vabbè, non è che il napoletano ha la pizza nel DNA, cioè ce l'ha nel DNA perché se l'è mangiata in grandi quantità, ma non è che questo ti fa diventare un esperto. Alla lievitazione ti dice no, Francesco, no, usa una farina normalissima, la 00. Quando lavori su 8 ore, 10 ore di lievitazione, devi usare una farina che ha massimo 10 grammi di proteine, massimo, perché altrimenti tutto il glutine in eccesso, quindi quelle proteine in più, non riesci a digerirle perché il lievito non fa in tempo a mangiarle, quindi è la tua pancia che farà il resto, ed è il motivo per cui poi si beve tanto, ed è il motivo per cui ci sono pizzerie che magari fanno delle pizze, quelle da 8 ore, usano la Caputo rossa addirittura, che è quella più forte, e poi le persone stanno male. Purtroppo non c'è conoscenza della tecnica, della tradizione, però vedo che in alcuni casi, ecco, non voglio generalizzare, dire molti casi, perché voglio dire, non è che conosco tutte le pizzerie del mondo, tutte le pizzerie di Napoli, ci mancherebbe altro, però ci sono dei casi in cui sono rimasto sinceramente sconvolto, perché ho visto che pizzaioli bravi, una buona pizza, ma poi magari facevano un impasto da 8 ore, che io chiedo sempre, e poi non usiamo la Caputo rossa, non potete usare la Caputo rossa se fate 8 ore, perché è una farina forte. E poi infatti puntualmente tutta la serata a bere o con la pizza sullo stomaco, quindi bisogna sempre porre attenzione. Comunque, ricapitolando, per una pizza breve dalle 2, non la fate mai a 2 ore, a 10 ore, andate con quella 00, dove la cuocio nel forno, quello di casa, quindi nel forno normale. Faccio il metodo combo, trovate i miei video nel canale. Sì, Edoardo, sono di Napoli, tu di dove sei? Con quel cognome potresti essere di Salerno, o anche tu di Napoli. Allora, ok, questo è il bimbo dopo 5 minuti, vedete? Will you form pizza bowl today? Okay, in English. No, not today, because this dough basically will be used tomorrow for my pizza class. So the idea is to make in pizza bowl tomorrow, 8 hours before class starts, because my guests are not pizza makers, so they are beginners, and so would be better having stronger dough, and so the solution is making the dough, making the balls just 8 hours before the class starts. That's it. Ok, Edoardo di Napoli. Ehi, Ahmed, non è nemmeno una mia classificazione. Ok. Vito, ciao Vito. Ok, ragazzi, ora non la vedete, è davvero dura. Sembra o no sembra un impasto con idratazione al 68%, oppure sembra un impasto più duro? Simo Napoli Paisa, è certo, sempre. Ecco qua, vedete? Infatti io non mi trovo più a fare impasti più duri perché mi sembrano troppo duri. Dico dove ho sbagliato, perché in realtà ormai sono abituato a questo livello di idratazione, per cui
non riesco a fare diversamente. Ok, ultimi massaggini. Guardate la bollicina che si sta facendo qua, che tenerezza. Ecco qua. Adesso bisogna andare ad agio perché in realtà sta perdendo. Allora, un altro problema è chi ha le prime armi e capire al momento di smettere di impastare. È il famoso punto di pasta. Ragazzi, quello lo capite quando poi fate esperienze. Insomma, quando la pizza non si attacca più alle mani, quello è il momento giusto. Vi ricordate all'inizio quando vi ho detto, ragazzi, vi ricordate come sono le mie mani? Ecco. E vabbè che le ho lavate, ma ho lavato solo le punte qua, eh. I palmi non li ho toccati, infatti vedete ci sono dei residui ma sono leggerissimi, perché in realtà bisogna far sempre sì che la pizza non si attacchi. E poi dovete utilizzare soprattutto le dita, non dovete utilizzare questo, oppure dovete utilizzare le nocche, ok? Ma non il palmo, perché col palmo voi fate riscaldare l'impasto e più l'impasto si riscalda e più diventa ingestibile, si attacca e diventa molle. Quindi utilizzando soltanto le dita fate prima funziona meglio. Comunque sto pensando di far lievitare i panetti in una stanza con l'aria condizionata. Pure sarebbe un'idea. Commenti, comment donner l'élasticité pour comprendre la pizza. Non ricordo più il francese che l'ho studiato, però non ho più questa padronanza. È la farina. È la farina. Farina strong e very strong. E poi la facciamo riposare. Facciamo riposare l'impasto 3 volte. Ok, adesso prendiamo il contenitore, come vi dicevo prima. Ok. E che non mi vorrei inventare le parole in francese. Ok, allora vedete, ho messo qua. Va bene, non voglio utilizzare altri contenitori. Ah, grazie Giuseppina, grazie a te. Mo in realtà schiacciamo un po' che non si riesce a chiudere. Spero che il dio della pizza mi perdoni per ciò che sto facendo. Ok, ma è importante che si chiuda, ragazzi, perché se non si chiude bene il contenitore entra l'ossigeno, entra e quindi si secca, non dobbiamo farlo seccare, per cui metterò un qualcosa su, un peso, per far sì che il contenitore rimanga ben chiuso. Quindi magari metto un paio di cose sopra, magari metto l'altro contenitore e via, lo lascerò riposare qui. Quindi domani mattina intorno alle 8, le 9 italiane, farò le palline. In questo caso peseranno circa 200 grammi l'una, non le faccio grandi. Canovaccio bagnato, acqua freddissima nel tuo caso. Quindi domani mattina farò queste palline, farò quindi i panielli o i panetti, 200 grammi, e poi verso le 5 e mezza orario di Dublino saranno pronte, e quindi poi con gli ospiti proveremo a fare questi impasti. Avete altre domande? Perché se non avete altre domande direi di interrompere questa diretta che vi assilla da 1 ora e 20. Qui abbiamo tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato per fare l'impasto, ciò che resta della planetaria. Ora la lascio a temperatura ambiente, non uso il frigo, assolutamente no, perché per 24 ore non vale la pena. Il frigo lo utilizzo se voglio fare
degli impasti a lunga lievitazione, quindi 48, 72, mi pare che il mio record sia 84, addirittura 90 ore. 90 ore di difficile gestione, devi usare tutta farina forte. Però il sapore è diverso. Sinceramente trovo che ci sia differenza tra le 24 e le 48, tra le 24 e le 72. Non dico che c'è un abisso, ma quasi. Sì, la lascio online, anche se non mi piace che all'inizio c'era un buco che stavo sistemando il computer. Una ciotolona per impasti, va bene? Certo, va bene, basta che... Ma per fare l'impasto o per conservarlo? Se per fare l'impasto ovviamente va bene, per conservarlo purché si chiuda, se non si dovesse chiudere utilizzi del cellophane. Non deve entrare ossigeno, non deve entrare l'aria a contatto con l'impasto perché altrimenti si secca la parte superiore e poi combiniamo un po' di macelli per come facciamo. Vediamo. Ultime domande. Ok. Sì, lascialo lì dentro, lo puoi conservare. Vedete la foglia utilizzata solo all'inizio per mettere tutti insieme gli ingredienti, mescolarli. Una volta che sono stati mescolati, il nostro guru, mescolati, ho utilizzato il gancio per dare un giretto, però poi avete visto che ho completato l'impasto a mano. Alla fine, in tutta sincerità, potevo anche non utilizzare questo. Potevo semplicemente toglierlo dalla planetaria e continuare a mano. Avete visto che con pochi semplici passaggi, utilizzando pollici, perché faccio quel movimento in cui prendo, rotolo, infilo con i pollici, creo quel solco, infilo dentro e poi arrotolo e poi ripiego. Impiegate davvero pochissimo. Cercherò magari di fare una ripresa a rallentatore perché in effetti mi rendo conto che è dal lato mio, quindi voi non riuscite a vedere. Ed è più semplice, sinceramente è più semplice da fare, vedete, non sporcate, non c'è farina in giro, le mani sono abbastanza pulite e soprattutto l'impasto viene bello idratato, però è bello elastico e non viene attaccaticcio, perché è quello poi che conta alla fine. Se no dovete fare tante pieghe, dovete stare lì a farlo riposare tante volte, invece in questo modo avete visto già dopo la seconda volta che l'abbiamo fatto riposare l'impasto era bello liscio ed era già pronto per essere messo a posto. Vabbè ragazzi, allora direi che è tutto, io vi saluto, questa la metto online. Ancora una domanda, vorrei comprare un'impastatrice, quale mi consigli? Ragazzi, il problema delle impastatrici è che dovreste trovare un'impastatrice grande, tipo in grado di gestire 5 litri, 5 kg. Allora vale la pena. Però mi pare di aver visto una della Ferrari, se non erro. Sinceramente, ad esempio, quelle delle Kenwood sono giocattoli, anche se questa qua, toccando ferro, cioè ho del ferro, non lo so, non ho del ferro, ce l'ho da 7 anni. Quindi alla fine, anche se piange quando impasto, quando faccio un chilo di farina, comunque il suo lavoro lo fa. Però si vede che non è un'impastatrice fatta per gestire tutto questo impasto, quindi soffre un po'. Quindi mi dicono il KitchenAid, ma il KitchenAid secondo me pure è un giocattolo, è un giocattolo che costa tanto. Dipende ragazzi, se volete fare impasti grandi dovete spostarli sulle impastatrici, quelle professionali. Quelle già da, che ne so, 10 kg, se ne trovano alcune che non costano tanto. Poi dipende, perché se fate impasti piccoli, ma facciamolo a mano l'impasto, riscopriamo il valore delle mani. Oppure appunto una Kenwood oppure Ferrari che non costa tanto e visto che comunque è discreta. Cercando macchina di piccola dimensione, no? Lady Baker, no, non conosco Lady Baker. Allora, impasto la pizza e frigo i precedenti video, è troppissimo buonissima, cuocerò domani nel Ferrari. Ah, grazie Paola. Cincin aperitivo per te, grazie. Da oggi in poi non ti libererai più di me. Ok, vediamo se c'è qualche altra domanda. E là, 1400 euro. No, per esempio ho visto sempre, per rimanere in tema, sulla confraternita della pizza, sapete che ci sono le convenzioni
E ci sono delle convenzioni anche con chi fa le impastatrici, ma non arrivano a quei prezzi. Ho visto impastatrici discrete da 800-900 euro, IVA compresa, quindi 1400 euro, non so che tipo di impastatrice sia, però è quello che fanno, quindi è quello che praticamente fa così. Visto che è un po' il trend del momento, di tutta sincerità non l'ho mai usata, quindi non saprei dirvi se sia migliore o peggiore. Io sono sempre dell'idea che una volta fatto l'impasto nell'impastatrice, piccola, grande che sia, bisogna prendere l'impasto e metterci le mani dentro, perché quello è il modo migliore per aggiungere ossigeno e capire quando finire di impastare, perché il punto di pasta è specifico del pizzaiolo, di voi che fate la pizza, perché in pratica è quel punto dell'impasto che voi preferite raggiungere, quindi per voi quel punto, una volta che raggiungete quel punto, l'impasto è fatto. Questa una macchina non ve lo può dire, quindi dovete toccare con le mani. Buona serata, come faccio una domanda in live? Arriva a te subito, domanda se la faccio, un'altra live, non lo so Edoardo, dobbiamo chiedere a George YouTube, no non lo so, magari c'è una connessione più veloce. Boh. Ehm, quindi consiglio sempre di usare le mani. Ah, no, di sicuro, ho 360 megabit, ho quasi 400 megabit, quindi magari è per questo. Quindi riguardo l'impasto vi consiglio sempre di sporcarvi le mani e chiudere l'impasto con le mani, perché anche se avete a che fare con 20 kg di impasto, per esempio quando ho fatto il corso di pizzaiolo, lì ci mettevano lavori forzati, facevano impastare con l'impastatrice quella grande e poi ci mettevamo lì e dovevamo chiudere l'impasto a mano ed era un impastone, voglio dire, era come fare fitness, eh, era bello pesante ed era faticoso, però è lì che capisci davvero come deve essere l'impasto, qual è perché questo impasto che faccio io è il mio impasto, cioè, come voglio dire, è basato sui miei gusti, ma so anche poi come gestirlo. Quindi voi dovete trovare il vostro punto. E quello sarà il vostro, sarà il marchio di fabbrica del vostro impasto. Ancora una domanda. Ok, lasciate perdere quelle di marca, è garantita 3 anni. Ma sì, infatti, ragazzi, sinceramente, per le impastatrici, tutte cinesate. Allora, partendo da zero, senza impastatrice, ho fatto forse una decina di chili, usando proprio una vasca grande da solo. Di più non ci ho provato, anche perché quello era l'impasto che volevo fare per un tot numero di persone. Ed è stato abbastanza faticoso anche perché era in estate con 30, appunto 35-36 gradi, insomma, sì, da solo, cottura. Consiglieresti cottura padella più grill? Se non hai un forno a legna o non hai un forno così, sì, te lo consiglio. Oddio, se c'hai un Ferrari modificato, magari fai un Ferrari modificato, però se non hai niente altro, hai soltanto il forno di casa, ti conviene provare almeno una volta. Però se devi cuocere nel forno di casa con il metodo grill, padella grill, ti consiglio vivamente di seguire le istruzioni per il mio impasto perché è ottimizzato per quel tipo di cottura. Infatti devi usare cappello, sciarpa, perché sennò in effetti diventa un tutt'uno. E, vabbè, era per parenti, quindi si poteva fare. Sì, sì, cottura in forno con funzione pizza. No, no, no. No, allora, se vuoi cuocere padella grill, semplicemente devi riscaldare il forno al massimo, anzi fai a 220, 230. Poi quando è pronto, cominci a cuocere la pizza sul grill. Poi devi vedere il video, devi guardare i video che ne ho fatti un po'. E a un certo punto, prima di mettere la pizza nel forno, devi mettere su grill non ventilato, grill quasi al massimo
ed aspettare che il grill diventi rosso. Quando è rosso significa che sta raggiungendo una temperatura molto alta, che non sono i 250 gradi. Io col termometro, quello laser, ho provato a misurarla e si arriva pure a 380, 390, poi dipende dal forno. Quindi ci sono dei punti in cui è molto molto caldo. Ed è questo il trucco, diciamo, sfruttare il calore del grill che è rosso per raggiungere quelle temperature. Grazie. E tra altre cose, e poi veramente vi lascio, ho visto su Kickstarter hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per un prodotto che in realtà è il mio metodo combo. Eh, In pratica è un aggeggio che si mette nel forno, si mette soprattutto e avvicina la pizza al grill ed è fatto di un materiale riflettente. Quindi loro ti vendono questo cassettino che si mette nel forno con la pala. Quindi tu fai la pizza sulla pala, dopodiché apri il forno, metti la pala nel forno, fai scivolare la pizza su questo ripiano riflettente e quindi loro assicurano che la temperatura sia alta. Sì, sono stato. In realtà, ragazzi, non si inventa niente. Come mi hanno detto che ci sono state altre persone che avevano pubblicato su dei blog delle cose simili. Io ho avuto un'illuminazione una volta a Procida, che aveva visto un pizzaiolo che aveva un forno elettrico fare una pizza bellissima e lui in pratica prendeva la pizza e a un certo punto non la faceva cuocere sulla platea, ma la prendeva stesso utilizzando la pala e la alzava sotto la parte, diciamo, che corrisponde al grill, no? E quindi ho detto, ma vuoi vedere che sta cosa può funzionare pure nel forno di casa? E in effetti sta cosa funzionava. Ovviamente l'ho ottimizzato per quello casalingo, però in realtà ho visto che ci sta chi metteva la pietra refrattaria soprattutto e quindi cuoceva direttamente sulla pietra refrattaria, ma non ho visto mai nessuno cuocerla prima sulla padella e poi passare la padella nel forno. Questo no, che comunque è una follia. Eh, e stavolta non vi prometto niente perché tutte le volte che prometto qualche cosa non riesco a mantenerla. Spero presto. Quindi, anche perché mo facendo sto corso tutte le settimane non sto più facendo pizze così per me o per la mia famiglia e quindi non riesco più a fare video. Ne tengo ancora un paio che ho girato qualche tempo fa, li devo montare, li ho fatti con il Pizza Party e poi vorrei provare a tutti i costi che ho sta pala per fare la pizza a metro, ma non ho avuto ancora il tempo di provarla. Cavoli, quindi quella devo farla assolutamente perché sono curioso di vedere come viene. Ok, rispondiamo a questa domanda in inglese. Do you try to use steam when grilling pizza? No, will help soft crust, eagle, bacon bread. Okay, in general, to make the crust softer, I used to spread some water in the water in the oven, on the bottom, and so the vapor goes up and makes the crust softer. This is a trick generally used in bakeries. So, stavo spiegando come fare a fare il cornicione più morbido e spiegavo che utilizzo l'acqua prima di mettere la pizza nel forno. Butto un po' d'acqua sul fondo, fa il vapore e chiudo la porticina del forno. Ovviamente questo non quando utilizzo la padella, perché adesso la padella la utilizzo solo per la parte iniziale e utilizzo della refrattaria che mi serve solo come piano d'appoggio per mettere la pizza e quindi in questo modo chiudo lo sportello del forno e ottimizzo il calore del forno e quindi riesco ad avere delle pizze più belle, più colorate e col trucco del vapore dell'acqua in realtà riesco ad avere un po' di umidità in più, la stessa che avrei utilizzando magari della legna. Questo è il trucco. Pizza party a gas, sì, pizza party a gas, però si può utilizzare anche, sto rispondendo a Gianmaria Giama, e a gas però si può utilizzare anche a legna. L'ho utilizzato una volta a legna, ma la legna che trovo qui non è bella ottimizzata. Passione, sì, è passione. Fammi su come fare la pizza. Fai un video su come fare la pizza come dal panettiere.
Cosa intendi come dal panettiere? Cioè... No English. Eh, no English. Yeah, just few times in English. Because most of my viewers are Italian speakers. So I just used to answer to some questions in English. Stavo spiegando che mi dicevano in inglese sto video qua. Unfortunately, when I go live, I used to speak Italian. It's quicker if I don't do anything special. So penso intenda quella alta e panosa. La rettangolare intendi dire praticamente quella in teglia. Non l'ho provata, potrei provarla in effetti. Sì, ragazzi, devo farmi un piano di trasmissioni e cercare un po' di ricette sfiziose da fare, diverse, per differenziare, perché sennò sto sempre la solita pizza e mi sto scocciando. Sì, quella pizza a trancio. Sì, ragazzi, devo provare un pochino, perché in effetti il problema, sapete qual è? È che se io faccio queste pizze, poi qualcuno se deve mangiare, e quel qualcuno sono io, e quindi nel momento in cui mangio le pizze lievito. Questo è un altro problema che purtroppo mi assilla, perché io purtroppo basta che respiro e metto massa, ecco, massa senza specificare se è massa grassa o massa muscolare. Quindi questo è un po' un problema, che più pizze faccio e più... che poi in realtà io sto facendo un po' di esperimenti, non ho ancora fatto dei video, sto facendo esperimenti con impasti diversi, con dei lieviti diversi, per dare proprio dei sapori completamente diversi. E trovate qualche cosa sul mio canale Instagram, lì trovate un po' di foto di pizze proprio incredibili, davvero speciali, il cui impasto è qualcosa che non si è mai visto prima, non solo come consistenza ma anche come sapore. Vi dovete fidare, perché purtroppo YouTube non vi dà modo di provare le cose, di poterle assaggiare, però vi assicuro che il profumo e il sapore sono un qualcosa di completamente diverso, qualcosa che non esiste. E mi sto concentrando su queste cose, perché se riesco a passare dal prototipo a un qualcosa di più standard, ecco, che cambia un attimo, cambiamo i giochi, e magari qualche pizzeria potrebbe avere sto impasto. In realtà c'è una pizzeria, dona ai poveri, questa è pure un'idea. In realtà ci sta una pizzeria a Dublino, vabbè, non siete a Dublino, una pizzeria a Dublino che utilizza il mio impasto. Lo dico in inglese. Was talking about my pizza dough, my pizza recipe. There's a pizza place in Dublin called 00 in Don Lahiri. So they use my recipe. It's one of the best pizzerias in Dublin, probably the best. They just opened last week. Very proud. They're friends and they're very, 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 very good. They make an excellent pizza. They have 6-7 different pizzas. Very nice place. So if you are around Dublin, I strongly recommend you to visit 00 Pizza in Don Lahiri, 21 Patrick Street. Mannaggia, l'ho comprato nel femmino, quello piccolo, faccio fatica, i primi tempi 3 ore per fare fuoco, ma poi ho trovato dei tronchetti. Ragazzi, purtroppo il legno, se non usate del legno, della legna buona, fate davvero fatica. Sinceramente, io dovendo scegliere tra legna e gas, preferisco il gas, anche se posso utilizzare la legna, perché comunque sporca la legna e devi utilizzare legna buona. Lo so. Ok ragazzi, allora davvero finiamo questa diretta, perché vorrei rimanere qua altre 2 ore, ma purtroppo c'è qualcuno che reclama la cucina, c'è da fare cupcakes, altro genere di bakery, e quindi se non vado via arriveranno un po' di persone a cacciarmi via e a prendere posto. Ormai ho sporcato, quindi ragazzi è stato un piacere e spero di vedervi presto, e magari con una ricetta nuova, una ricetta diversa. Spero di avere un po' di tempo per montare i video che ho già girato, così almeno vedrete qualcosa di nuovo. Ok, grazie a tutti, e sei arrivato ora, vabbè, te lo puoi rivedere Gianmaria. Grazie a tutti e alla prossima, ciao ragazzi.